Incendio all'alba al colorificio Grigolin di Ponte della Priula, stabilimento devastato, danni ingenti, la colonna di fumo visibile a chilometri di distanza, scongiurato il rischio inquinamento. Autonomia, primo incontro della conferenza delle regioni con il neoministro Boccia. Zaia, buoni propositi ma non aspetteremo il 2023, la risposta del ministro, le regioni più pronte possono partire già a gennaio. Domani la mobilitazione globale per l'ambiente, anche a Treviso è previsto un corteo con migliaia di studenti, ma la giustificazione dell'assenza divide i presidi delle scuole. Ridurre da 94 a 30 i comuni della Marca attraverso le fusioni, come hanno fatto Crespano e Paderno, la ricetta della CGIL per offrire più servizi e meno tasse. Degrado sull'ultimo miglio della ciclabile Ostiglia, erba alta, rifiuti abbandonati sul ciglio, spunta anche una bombola di gas, la segnalazione di un telespettatore. Malattie reumatiche, ne soffrono 15.000 persone nella Marca, sabato in Piazza dei Signori a Treviso, 15 specialisti dell'ULSS 2 a disposizione per uno screening gratuito. Ieri sera ha presentato i nuovi soci del Treviso Calcio lo stadio tennis rinnovato, riaccese le luci e rifatto il manto erboso, ora si attendono i risultati della squadra. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. In primo piano la cronaca con il pauroso incendio divampato questa mattina all'alba al colorificio Grigolin di Ponte della Priula, danni ingenti, scongiurato il rischio di inquinamento. Vediamo. Questa mattina un incendio ha divampato all'interno della ditta Grigolin, in via dei Bombardieri a Ponte della Priula. L'allarme è scattato all'alba, poco dopo le 5:30. La densa colonna di fumo era visibile a centinaia di metri. Per riuscire a domare le fiamme sono intervenute 15 squadre dei Vigili del Fuoco dal Comando Provinciale di Treviso e dai distaccamenti di Conegliano e Montebelluna. Il tempestivo intervento dei pompieri è riuscito a limitare i danni all'interno dell'azienda. Il fumo ha destato preoccupazione qui a Susegana. Sì, perché si vedeva una colonna di fumo nero, però per fortuna, e di questo ringraziamo i Vigili del Fuoco, sono arrivati veramente in forze e sono riusciti a domare l'incendio in tempi molto brevi. Dai primi riscontri pare che il rogo sia partito da un camion betoniera parcheggiato all'interno di un reparto dell'officina. Fiamme divampate probabilmente a causa di un cortocircuito. C'è stato verosimilmente un cortocircuito su un mezzo che era all'interno di una struttura. Se ne è accorto la prima persona che è andata al lavoro. Fortunatamente le fiamme non hanno ferito nessuno degli operai, dato che a quell'ora non vi era personale a lavoro nel reparto dove si è propagato l'incendio. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Susegana, oltre alla squadra di polizia giudiziaria del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso e agli uomini dell'ARPAV. Non dovrebbero esserci problemi di nessun tipo. Anche perché non ha preso fuoco materiale potenzialmente pericoloso. I danni sono ingenti, la struttura dove si è sviluppato il rogo rimane sotto sequestro per motivi di sicurezza, non si temono ripercussioni sul fronte dell'occupazione. Questo mi è stato assicurato no, assolutamente, proprio dalla proprietà. Ci saranno dei danni stimabili, circa 150-200 mila euro, però sono coperti da assicurazione. L'incendio viene escluso all'origine dolosa. L'autonomia ora questa mattina a Roma, primo incontro della conferenza delle regioni con il neoministro Francesco Boccia, il governatore Zaia, buoni propositi, ma Veneto e Lombardia non aspetteranno il 2023. La risposta del ministro, le regioni più pronte possono partire già a gennaio. Sentiamo. Speriamo che ci siano notizie positive dal governo e che non siano come quelle che abbiamo letto 24 ore fa di sentirci dire che bisognerà attendere fino al 2023 perché i veneti non attendono e neanche i lombardi. Così il governatore del Veneto Luca Zaia da Roma, dove ha partecipato stamane ai lavori della conferenza delle regioni, per la prima volta presenziata dal ministro per gli affari regionali Francesco Boccia, che risponde a stretto giro. Io non ho parlato di 2023 per Zaia, Fontana, Emiliano o De Luca, io ho parlato di un processo che si completerà nel 2023 quando si completa questa legislatura.
È evidente che le regioni più pronte, se accettano la cornice nazionale che io proporrò, potranno partire subito. Io spero già a gennaio del 2020, ma partire non significa arrivare. Poi c'è il Parlamento che dovrà dire l'ultima parola e sarà obbligo di tutti noi consentire al Parlamento di esprimersi positivamente se convinciamo il Parlamento. E questo penso che sia una responsabilità che hanno anche i presidenti attraverso i loro partiti di appartenenza. Il confronto è avviato, l'auspicio è che si proceda spediti su una strada che comunque sembra assai complessa. Siamo ancora nella fase della luna di miele, poi la luna di miele finisce e si capirà se un bel matrimonio solido funziona oppure no. Di buoni propositi ce ne sono tanti, ma noi abbiamo il tema tempo e il tema qualità del progetto. Se i tempi saranno rispettati, cioè che si fa veloce, si fa presto, bene, e se la qualità del progetto significa autonomia vera, noi siamo qui per firmare. Prima del vertice con il Ministro c'è stata una pre-riunione dei governatori del centrodestra. Centrale il tema della sanità e l'urgenza di trovare delle misure forti per fronteggiare il problema della carenza dei medici. Abbiamo parlato di molti argomenti e direi un argomento centrale è stato sicuramente quello della sanità, della mancanza di 56.000 medici in Italia e della necessità assoluta di provvedere già con delle prime misure straordinarie per trovare questi medici. La nostra necessità è quella di dare servizi ai cittadini. 56.000 medici mancano in Italia, dei quali 1.300 al Veneto. Friday for Future, domani anche a Treviso migliaia di studenti prenderanno parte allo sciopero per l'ambiente, luogo di incontro il capoluogo dove si prevede un corteo di 10.000 studenti. Sentiamo. Tu sei una studentessa di quale liceo? Liceo Da Vinci. Domani prenderai parte alla manifestazione? Sì, ne prenderò parte. E senti, anche se non dovessi risultare giustificata dal tuo dirigente scolastico, dal tuo preside? Non ha molta importanza per me. Domani dalle 8:30 a Treviso in via Roma, dalla palla in ferro battuto di Tony Benetton, previsti oltre 10.000 studenti per lo sciopero per l'ambiente, il cosiddetto Global Friday, che si terrà in contemporanea in tutto il mondo. La lotta contro il cambiamento climatico è una cosa molto più grande di noi, è una cosa che va portata avanti assieme e non come singoli, è una cosa che va portata avanti insieme alle scuole, con la sensibilizzazione nei confronti dei ragazzi. E anche a Treviso resta il rebus dell'assenza da scuola, se cioè è giustificata o meno la partecipazione al corteo. E il giorno dopo ci porteranno la presa d'atto da parte dei genitori di aver partecipato alla manifestazione, così come ordinariamente facciamo in queste occasioni. E chi non dovesse presentare questa presa d'atto, come la chiama lei, questa giustificazione? Beh, chi non la presenta naturalmente sarà considerato assente per altri motivi e quindi ordinariamente assente. Assente ingiustificato? Beh, in genere chi sta assente da scuola giustifica l'assenza. E se al Liceo Da Vinci il preside Mario Delle Carbonari accetterà come giustificazione la partecipazione alla manifestazione, al Duca degli Abruzzi invece servirà la giustificazione dalle elezioni che verrà conteggiata come tutte le altre a fine anno, anche se la circolare ministeriale naturalmente non obbliga i presidi ad esentare gli studenti dalle elezioni. La rete studenti di Treviso si appella alla loro sensibilità. La decisione di giustificare i ragazzi sta nel cuore ecologico dei presidi e successivamente dei professori, perché comunque riteniamo che sia assurdo che il quarto comune più cementificato del Veneto, nonché uno tra i primi per PM10 nell'aria, abbia dovuto aspettare la terza manifestazione contro l'ambiente per forse avvicinarsi all'emergenza climatica. Non parteciperanno allo sciopero, ma faranno molto di più organizzando la pulizia del territorio gli studenti di una quinta del Berto di Mogliano Veneto, perché anche se lo sciopero non servirà a cambiare le condizioni climatiche, l'importante è che si cambi noi verso l'ambiente. Evitare la plastica usa e getta, all'evitare di copertinare i nostri libri con la plastica o al semplice cambiare nelle macchinette l'involucro che contiene le merendine. Ridurre da 94 a 30 i comuni della Marca per garantire ai cittadini maggiori servizi e far pagare loro meno tasse. L'esempio sulla scia di Crespano del Grappa e Paderno, che si sono fusi per diventare ad inizio anno il nuovo comune di Pieve del Grappa. La ricetta della CGIL, sentiamo.
Noi pensiamo che devono cominciare a mettersi insieme i comuni a due, perché abbiamo visto che quando provano a farlo in 3-4 alla fine diventa sempre complicato. Se si cominciasse su questo processo con comuni che hanno situazioni con termini molto uniformi, noi potremmo arrivare nei prossimi 3-4 anni ad avere tra i 50 e i 60 comuni. Fatto questo si può provare a fare un'ulteriore aggregazione, perché l'ottimale sarebbe avere una trentina di comuni. Fondersi sulla scia di Crespano e Paderno per dare valore aggiunto alla comunità che ora paga anche meno tasse, della serie l'unione fa la forza. Si è ridotta la pressione fiscale perché si sono applicate le aliquote più basse esistenti nei due comuni, cioè per dirla con una battuta pagano meno e hanno di più. E quanto emerge del report del sindacato si chiama indice di sensibilità sociale. Significa quanto raccolgono e spendono i comuni nel sociale analizzando vari fattori quali istruzione, cultura, politiche giovanili, sport, tempo libero, trasporti, edilizia abitativa, tutela della salute, famiglia e disagi sociosanitari. Il dato è confortante, evidenzia come i territori della Marca siano sopra la media. Nel 2018 nel Trevigiano, su una spesa corrente di oltre 400.000 euro, la metà, pari a oltre 200.000 euro, risulta investita nel sociale, con il capoluogo che con il 50,2% di investimenti supera di un punto la media della sostenibilità sociale provinciale. Restano le eccezioni, è il caso di Refrontola ad esempio, che rispetto a una spesa media di 237 euro ha sostenuto una spesa pro capite di ben 346 euro, spalmato sugli oltre 1.700 abitanti. Se per esempio ci sono dei minori che non hanno famiglia vanno a carico del comune, se ci sono degli anziani che devono andare in casa di riposo e non hanno i soldi sufficienti per pagarsi la retta deve intervenire il comune. Da qui la lungimiranza del sindacato. L'aggregazione migliore in assoluto è la fusione. Ed ora torniamo a parlare di degrado nell'ultimo miglio della ciclabile Treviso-Ostiglia con la segnalazione di un nostro telespettatore, Vittore Trabucco, che ci informa anche di un potenziale pericolo presente in Viale della Serenissima nel quartiere di San Giuseppe a Treviso, dove qualcuno ha abbandonato una bombola di gas che a quanto pare non è esausta. La bombola è abbandonata incautamente nell'erba tra altri rifiuti abbandonati che rimangono lì da tempo. Il vicolo Scoasse, così l'hanno soprannominato ormai i residenti lì a Tiguo, continua a riempirsi senza sosta di immondizie. Segnalazione quindi che giriamo a chi di competenza per un necessario sopralluogo e un immediato intervento, visto che la zona è molto frequentata soprattutto da pedoni e ciclisti. E naturalmente anche voi telespettatori, se avete segnalazioni da fare alla nostra redazione, lo potete fare attraverso la rubrica a voi dedicata, lo dico ad Antenna, redazione @antenna3.it, la mail 0422 0230898, il numero per i messaggi vocali, mentre per SMS e WhatsApp il numero è il 351 1755 340. Tornano i Verdi nella Marca, il partito forte del consenso alle europee ha deciso di rifondarsi a Villorba. Vediamo. Chi si aspettava un congresso di rifondazione è rimasto deluso. Del resto lo stile dei Verdi è sempre stato di matrice diversa rispetto ai partiti tradizionali. Nati nel 1985 si sono via via dissolti, confluendo in gran parte prima nella Margherita e poi nel Partito Democratico. Fino a sabato scorso, quando alla libreria di Villorba si sono dati appuntamento per rifondare il partito come in tutta Italia, anche nella Marca. È proprio il modello che noi chiediamo che venga cambiato. La conversione ecologica è conversione ecologica dei processi produttivi, ma anche delle nostre teste, dei nostri usi, di come pensare a un nuovo modello di società che da una parte risolve un'emergenza che ormai è assoluta e che non ci dà più tempo, e dall'altra propone la risoluzione della crisi economica. Tra i volti noti di un tempo Luana Zanella, storica componente dei Verdi veneziani, che ha tenuto a battesimo la ripartenza dei fedelissimi del Sole che ride. Tra i presenti anche il consigliere regionale del PD Andrea Zanoni, volto ambientalista della Marca. Semplice e veloce il primo passo ufficiale, quello di eleggere i portavoce del movimento, che tracciano così il percorso di rifondazione del partito a Treviso. Ricominciare senz'altro da una percentuale di voti che abbiamo preso, soprattutto sulla Piedemontana, chissà perché, forse per i pesticidi, forse per la Piedemontana stessa. A Treviso abbiamo preso il 3%, forse per l'aeroporto. Abbiamo molte problematiche
nel nostro territorio. I nostri elettori sono trasversali, riguardano tutte, anche le istanze politiche di altri partiti, ma che si concretizzano sia sotto il profilo dell'ambiente, investire nel futuro e di portare verso il futuro un sistema che sia sostenibile e che sia a favore delle generazioni che ci seguiranno. Sabato 28 settembre, in occasione della giornata mondiale del malato reumatico, in Piazza dei Signori a Treviso 15 specialisti saranno a disposizione della cittadinanza per uno screening gratuito. È una patologia molto diffusa ed in aumento che nella Marca colpisce 15.000 persone. Sentiamo. Il 17% degli abitanti del Veneto, pari a 715.000 persone, è colpito da una patologia reumatologica. A Treviso si registrano 15.000 malati. Una diagnosi che spaventa, che ha un forte impatto psicologico sulla persona, che poi deve fare i conti con un dolore continuo, debilitante, che cambia completamente la sua quotidianità. Ci sono persone che ci mettono 35-45 minuti per alzarsi dal letto, donne che non riescono ad aprire un barattolo dello zucchero piuttosto che aprire una bottiglia del latte, una bottiglia d'acqua. Quindi hanno sempre bisogno di qualcuno al fianco. Noi dobbiamo eliminare queste cose, perché se arriviamo alla diagnosi precoce forse queste cose vengono già, come dire, tagliate. 4 persone su 10 sono costrette a cambiare lavoro o a rinunciare alla propria attività. Nell'immaginario collettivo si pensa che si tratti di patologie legate alla popolazione anziana, ma i dati dicono che colpiscono ogni fascia d'età. Tutti hanno pensato, come dice lei, malattie degli anziani, purtroppo invece colpiscono bambini, quindi abbiamo un'artrite idiopatica giovanile e soprattutto giovani che vanno dai 18 ai 35 anni, quindi in età, come dire, quella che si pensa al futuro. Fortunatamente oggi esistono terapie che permettono una qualità di vita molto simile a quella di chi non è malato, ma una diagnosi precoce per queste patologie è fondamentale. Nasce da qui l'appuntamento di sabato in Piazza dei Signori a Treviso, dove 15 specialisti saranno a disposizione della cittadinanza. Cerchiamo di tagliare quelle tappe che il paziente è costretto a fare e quindi di inviarlo al più presto possibile allo specialista, in modo di essere preso in carico e di avere la cura migliore nel momento giusto. È stato provocato da un velivolo Eurofighter dell'aeronautica militare partito da Istrana per un volo di collaudo, il fortissimo boato che è stato avvertito oggi nel primo pomeriggio in una vasta area a nord-est di Venezia. Il velivolo ha infatti superato la barriera del suono, scatenando questo forte boato che si è udito nettamente nell'area a cavallo tra le province di Treviso e Venezia. Linea ora alla regia per la pubblicità. A tra poco. Eccoci nuovamente in studio con l'edizione di Treviso, siamo allo sport, parliamo del Treviso Calcio perché ieri sera ai soci che hanno rifondato la società è stato presentato lo stadio Tenni pulito e ripristinato e l'immagine di questa rinascita, le luci riaccese dopo anni di buio, vediamo. Luci a San Siro di quella sera, che c'è di strano, siamo stati tutti là. Naturalmente non è il Meazza, ma il nostro Bobono Tenni. Però sul fatto la canzone di Vecchioni unisce lo stadio milanese con quello trevigiano. Il fatto che almeno una volta siamo stati tutti là. E ieri sera c'erano quelli che là ci volevano ritornare dopo gli anni bui dell'incuria e del degrado. Non la squadra dell'ennesimo nuovo Treviso Calcio, ma quei 50 imprenditori che hanno messo del loro per far ripartire società e soprattutto stadio. Un buon motivo per aderire al consorzio adesso. Allora, intanto in questo momento un buon motivo perché dà spinta alla squadra sportiva, al settore giovanile, ai bambini, dà vita a Treviso, allo stadio e ce ne sono tantissimi di motivi. Il primo, almeno stando ai loro volti, la soddisfazione per aver rivisto finalmente l'erba sul campo, le seggioline pulite in ordine sugli spalti e soprattutto, come appunto diceva Vecchioni, le luci riaccese. Signor Sindaco, luci riaccese non a San Siro ma al Tenni. Sì, finalmente è stata un'estate di lavori e quindi finalmente potrà ospitare dello sport in modo sicuro. Si ricomincia dunque, anche se la squadra al momento non brilla ancora.
la voglia, la volontà, la missione è quella di portare il Treviso fuori da queste categorie. Il sogno possibile sarebbe che almeno riuscire a uscire dalle categorie dei dilettanti, sarebbe già per me un risultato importante. Intanto le luci si sono riaccese, chissà riescano a far brillare il Treviso come un tempo, quando il lunedì il TG di Antenna commentava così. Ma si gioca per quello ormai e si ritira fuori la grinta, una grinta che ha fatto vedere un bel primo tempo. Al quarto d'ora la prima rete dei biancocelesti, ieri finalmente con la loro casacca tradizionale. Dal calcio al basket, perché sognano i tifosi trevigiani, questa sera al Palaverde l'esordio in Serie A della De Longhi Treviso contro l'Armani Milano di un suo ex, Ettore Messina, che nelle scorse ore ha visitato la mostra dedicata all'NBA in Piazza Borsa. Sarà una serata un po' particolare, però poi quando comincia la partita bisogna, sia noi che loro cercheremo di giocare la migliore partita possibile per provare a vincere. L'ultima sfida in Italia prima di approdare all'NBA, Ettore Messina l'aveva vissuta sulla panchina della Benetton contro l'Olimpia e stasera alle 20:45 al Palaverde rivivrà la stessa sfida a parti opposte. Lui alla guida della favoritissima Armani e Treviso che in questa sua seconda vita, un po' come la Fortitudo, esordisce in Serie A. Sono città e club importanti che hanno fatto la storia della nostra pallacanestro, quindi direi che quest'anno tra il ritorno di questa società e l'arrivo di giocatori come Rodriguez, Teodosic e altri, credo che sia un campionato molto bello e molto equilibrato. Messina ospite come Maurizio Gherardini e Zeljko Obradovic della mostra sull'NBA in Camera di Commercio. Ex di Treviso, arrivati alle vette del basket, ma senza mai perdere d'occhio il percorso di rinascita della De Longhi. Li ho seguiti l'anno scorso e negli anni passati, devo dire che hanno avuto in questi anni in cui hanno lavorato tutti, dirigenza, tecnici, allenatori, per riuscire a riportare la squadra in Serie A. La cosa forse più bella è stata la risposta del pubblico, la risposta della città, vedere il Palaverde pieno, insomma credo che arrivino con grande entusiasmo e questo sarà per loro un'ulteriore motivazione. Da tifosissimo di Treviso mi auguro di vedere giocare i nostri giocatori molto bene e mettere l'intensità in campo che proprio coach Messina voleva dai suoi giocatori quando allenava Treviso. Chiaro che stiamo giocando contro la prima della classe e già metterci il cuore e qualcos'altro, cioè gli attributi, sarà già un grande risultato. Ed ora ricordiamo che domani sera alle 21:15 torna 40 il programma dedicato ai nostri telegiornali, all'archivio storico di Antenna 3. La puntata di domani tratterà delle case popolari quando erano ancora IACP e poi i salti della politica con un approfondimento per l'autonomia del Veneto avviata nel 1977, come raccontavamo in un TG che iniziava proprio così. Vediamo. Buonasera, l'attenzione delle amministrazioni locali di tutta Italia sarà rivolta nei prossimi giorni al Veneto. Su iniziativa della nostra regione, in collaborazione con quella valdostana, sta infatti per aprirsi un ampio dibattito ai massimi livelli su uno dei punti cardine della vastissima e peculiare attività di regioni, province e comuni. Iniziava così il nostro telegiornale del 1987, con in testa il primo servizio in cui si parlava di autonomia del Veneto. Nello specifico la notizia era il dibattito del Consiglio regionale dell'epoca Bernini con presidente Francesco Guidolin della conversione in azioni pratiche e del trasferimento di alcune competenze dallo Stato alle regioni. Rilevato che il decreto che trasferisce dallo Stato alle regioni tutta una serie di deleghe, tra cui quelle riguardanti i settori della sanità e dei trasporti, costituisce la più profonda riforma istituzionale dall'avvento della Repubblica, Guidolin ha osservato che quel provvedimento fu un grande atto di fiducia e di coraggio al quale non seguirono purtroppo da parte dello Stato tutti quegli adempimenti necessari per rendere effettivo questo passaggio di consegne. E oltre 40 anni dopo il percorso del trasferimento delle competenze e dell'autonomia regionale è ancora lungo da percorrere. Un tema che tratteremo domani nella nuova puntata di 40, che farà anche una comparazione tra la politica di ieri e quella di oggi, quando a Padova i Dorotei vedevano staccarsi la corrente riformista in un percorso molto simile all'attuale PD e a Italia Viva di Renzi. Dalle correnti al correntone, la lunga marcia della democrazia cristiana verso il riformismo. Spingi di qua e spingi di là, ha detto De Mita, attenti a non crollare. Ma forse l'argomento più popolare è quello delle case popolari, con le immagini di quartieri ancora in costruzione e già le prime proteste per le assegnazioni davanti alla sede di Via D'Annunzio, molto simili a quelle di qualche settimana fa per il caro affitti. Gli anni sono passati, gli argomenti come i problemi no.
Ed ora la pagina delle notizie dalla provincia di Belluno. Raffica di truffe ai danni di anziane in Alpago e a Borgo Valbelluna. Si tratta di due donne che viaggiano a bordo di un'auto di colore grigio e che si presentano nelle case millantando di essere fisioterapiste inviate a domicilio dall'ULSS. La coppia di donne è riuscita a sottrarre alle anziane denaro per diverse migliaia di euro, oltre a monili e preziosi. I carabinieri che stanno indagando raccomandano quindi di prestare la massima attenzione, raccomandando appunto agli anziani di non fare entrare sconosciuti in casa. Novità per il rilancio del Nevegal. Ieri sera 20:10 il sindaco di Belluno è stato chiaro. Sentiamo. La regione dice ci vogliono 12 milioni di euro, alla riunione non lo hanno detto, ma poi sulla stampa hanno detto li mettiamo noi come regione del Veneto purché gli impianti siano pubblici. È una grandissima notizia, per noi straordinaria, speriamo che sia realistica. Io stamattina ho avuto un incontro con gli impiantisti che hanno detto perfetto, nell'arco di qualche giorno se vuoi ti possiamo trasferire la proprietà gratuitamente degli impianti. Il colpo di scena è arrivato ieri sera poco prima delle 21, quando a 20:10 il sindaco di Belluno ha comunicato la volontà della società Alpe del Nevegal di cedere gratuitamente gli impianti al comune di Belluno, e la notizia sarà parte integrante delle comunicazioni sul futuro del colle che domani Massaro farà al Consiglio Comunale. La Regione ci ha detto che ha fatto uno studio che dice che ci vogliono 12 milioni di euro per salvare gli impianti, ce lo aspettavamo ed è il motivo per il quale noi intanto ci siamo mossi con dei privati per vedere di rilevare eventualmente gli impianti e mandarli avanti, e per questo abbiamo messo $500 milioni come Comune di Belluno. A me basta che mi confermino il contributo, cioè se la Regione mi manda la lettera e mi dice sì è confermato, ti diamo 12 milioni, nell'arco di qualche giorno posso avere la proprietà degli impianti, o per noi o per la stessa Regione Veneto, che sarebbe ancora meglio perché velocizzerebbe ancora di più le procedure, perché se la Regione se li prendesse in carico, gli imprenditori glieli regalerebbero subito, loro potrebbero fare subito 12 milioni di euro in interventi e si potrebbe tornare a sciare. Nella riunione del 16 settembre scorso l'assessore regionale al turismo Federico Canera al tavolo convocato al Genio Civile di Belluno aveva comunicato la disponibilità della Regione a finanziare il progetto di rilancio del Nevegal, quotato 12 milioni di euro, a patto che gli impianti tornassero di proprietà esclusivamente pubblica. Massaro, nell'incertezza di un piano principale, aveva annunciato l'intenzione di proseguire completando la raccolta di capitale per la costituzione di una nuova società con nuovi imprenditori, di cui aveva anticipato a breve la prima uscita pubblica. E dunque oggi è vigilia di attesa per capire se questa NewCo gestita da privati sia pronta per partire e se il Comune tra pochi giorni tornerà ad essere proprietario degli impianti di risalita. Una certezza fino ad ora c'è ed è il mandato tassativo dei soci di Alpe del Nevegal al direttore Casagrande di chiudere la società entro il prossimo 30 settembre. E nel prossimo servizio torniamo a parlare delle predazioni dei lupi nel bellunese. Dopo la prima operazione non si vive più tranquillamente. Allevatori hobbisti sono sul piede di guerra, ma la loro battaglia finora è lettera morta. La convivenza in provincia di Belluno non è possibile e si rischia l'estinzione degli allevatori in provincia di Belluno. Qui c'è una responsabilità molto grossa da parte del Ministero dell'Ambiente che non vuole uscire dalla logica di contenere questo fenomeno. A Bolzano, per salvaguardare l'economia zootecnica, la provincia autonoma in solitaria ha ingaggiato un duro scontro con i poteri centrali e la Corte Costituzionale di recente le ha dato ragione, perciò al primo danno il lupo potrebbe venire immediatamente allontanato e eliminato. Nel bellunese il lupo si sta avvicinando troppo all'uomo, lo dice il veterinario Luca Paoletti, che mette in guardia dal possibile ritorno del virus della rabbia e che osserva come nella maggioranza dei casi le predazioni rilevate sono state per gioco e non per fame. Chi ci dice che un domani non giocheranno con l'uomo non avendone paura? Quanto ai sistemi di protezione, Paoletti spiega come i pastori maremmani stiano creando più disagio che beneficio ai pastori multati per le aggressioni a animali e a persone. Discorso a parte, meritano le recinzioni. Le recinzioni, come sono state concepite, sono un'assurdità. Ma è logico, sono state concepite da degli incompetenti. Una buona recinzione, dice Paoletti, dovrebbe avere una linea di almeno 12.000 volte, quelle previste da 3.000 non servono a nulla. Ora si tratta di trovare una soluzione che permetta la tutela di questo territorio secondo le caratteristiche del territorio e la salvaguardia di un animale selvatico che non è tipico di questa zona e che però il Ministero dell'Ambiente con forza ritiene di non dover togliere da queste zone. È tutto, tra poco vi lascio a 20:10, ospite in studio Alessandro Bonet, presidente di Piave Servizi.
Ed in chiusura come sempre un'occhiata alle previsioni del tempo per le prossime ore. Il meteo, arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Vacil di Breda, Treviso. Benvenuti al meteo. Ancora bel tempo sul nostro territorio. La giornata di venerdì 27 settembre sarà all'insegna del sole. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto tempo asciutto e stabile, sarà infatti ampiamente soleggiato dappertutto. Il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Attenzione solamente a qualche foschia mattutina sulle pianure del Rodigino. Temperature minime tra 11 e 17 gradi, valori massimi compresi invece tra 21 e 25 gradi. Condizioni di bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, sarà infatti il bel tempo a dominare, il cielo sarà poco nuvoloso, qualche addensamento solamente sui monti ma senza piogge. Temperature minime tra 12 e 19 gradi, massime comprese tra 22 e 23 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui avremo una giornata soleggiata ovunque e non sono previste piogge particolarmente degne di nota. Vediamo infine le temperature, le minime saranno comprese tra 11 e 13 gradi, le massime invece tra i 25 e i 26 gradi circa. Bene, dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Vacil di Breda, Treviso.